Eccoci, tornati in studio, riprendiamo il ragionamento con Lino Marciapada. Tra l'altro in prospettiva dietro di te c'è Stefano Venturini, facciamo un applauso a Stefano che è il vicepresidente FIASP e il nostro amico Bridio Lorenzo. Bridio Lorenzo. Lorenzo. Della Marciapada. Ciao Lorenzo, invece Marciapada, vanno d'accordo? Li teniamo vicini. Tranquillamente. Allora, abbiamo sentito il presidente Stefani, dobbiamo anche dire che domenica ci sono le stracittadine, giusto per rimanere in tema. Col piede caldo, diciamo così. Quindi ci aspettiamo tantissime persone, insomma un movimento bellissimo questo del running. Io volevo soprattutto ringraziare intanto tutti i direttivi del Marcia Padova e tutti i volontari che danno supporto al Corri per Padova, e da quella Corri per Padova noi abbiamo visto nel movimento un grosso incremento nelle nostre marce domenicali, quindi veramente ha portato una montagna di gente che prima correvano sugli argini o facevano solo le maratone competitive e vengono nelle nostre marce, quindi è stato veramente un completamento interessante e molto utile a tutta l'organizzazione e tutto il mondo podistico. Salutiamo Francesco Renna, dai, il vostro Francesco, segretario. Facciamo un applauso a Francesco perché sì. Stiamo vedendo foto, il sito, la grafica. Cura il sito, cura la personale. Che è il segretario del Marciapada, diciamolo. E tante altre cose, come vita dedicata. E dopo volevo fare un invito a tutti quanti i padovani e non, verso fine ottobre abbiamo la 30ª Strapadova Viva in coorganizzazione con il Comune e con l'altro comitato FIASP. Quindi per fare concorrenza alla Maratona di Venezia. Per fare concorrenza alla Maratona di Venezia. Sono contenti? Per quello è un invito che volgo a tutti quanti, insomma. Va bene, allora siccome parliamo di corsa, di podismo, però uno degli aspetti tra virgolette più interessanti, perché è possibile praticare questa disciplina veramente a qualsiasi età e oltretutto fa molto bene, parliamo con Maria Grazia Pastore, un applauso, è istruttrice di Nordic Walking, maestra si dice. Maestro. Allora Maria Grazia, Nordic Walking è diventato anche attività sportiva della FIDAL, quindi un grande riconoscimento della vostra disciplina. Siamo stati riconosciuti da poco. Come Nordic Walking, come associazione, abbiamo diversi progetti con il settore servizi sportivi, siamo nei quartieri a presentare quello che è la disciplina del Nordic Walking, saremo in 2 quartieri, il 16 maggio siamo in via Boccaccio, il 23 maggio in via Nizza, e in questi giorni da poco è partito il progetto Padova Nordic Walking per te, è un progetto rivolto a tutti i cittadini di Padova che vogliono semplicemente avvicinarsi a questa disciplina per conoscerla. Proponiamo un avviamento nel quale gli si danno così delle nozioni generali su questa attività che è adatta a tutti. Io preciso che è adatta a tutti, la si può praticare in qualsiasi tempo, in qualsiasi periodo dell'anno e soprattutto a qualsiasi età. È uno sport che fa bene perché coinvolge... Tra l'altro ha proprio anche delle funzioni anche riabilitative, certo, per la respirazione, per le articolazioni, quindi... Sì, coinvolge tutte le articolazioni, il 90% della muscolatura, e diciamo che coinvolge anche e soprattutto la mente, perché il camminare, uscire, fare compagnia, stare insieme aiuta molto le persone a socializzare, quindi questa iniziativa è rivolta proprio alla città di Padova perché possa avvicinarsi a questo sport nella maniera più semplice possibile. Senti Maria Grazia, quando anche per la zona termale, Abano, Montegrotto, Galzignano, vediamo degli ospiti turisti che tranquillamente passeggiano con i bastoncini, diciamo così. Noi italiani ci vergogniamo un pochino di più, ecco, perché si deve superare? Cioè, qual è la funzione? C'è una funzione importante dell'attrezzo? Sì, la funzione del bastoncino è quella di spinta, quindi non di appoggio. Col bastoncino spingiamo e muoviamo la parte superiore del corpo, che è quella che non muoviamo se non usiamo il bastoncino, se non abbiamo in mano il bastoncino. Scommetto che vuoi farcelo vedere. Ah, sì, ce la fai vedere? Facciamo un applauso a Maria Grazia perché è tutto molto... Sì, no, la cosa simpatica che vorrei dire è che nell'argine una volta mi hanno fermato, un signore in bicicletta mi ha seguito per un po', ho detto ma cosa vuole questo signore?
Si è fermato, mi si è avvicinato e fa: signora Fa, volevo augurarle di riuscire ad andare via e camminare senza bastoncini. Pensavo ti dicessi di comprarsi gli sci. Allora adesso non sei microfonata, però possiamo commentare noi. Allora stiamo vedendo l'impugnatura del bastoncino, che è diversa dal trekking, da fondo. Devo parlare io prima del microfono, se no ti devo microfonare. Avvolge tutta la mano, quindi ha una funzione completamente diversa. Bene. Viene appoggiato in maniera obliqua, quindi non perpendicolare sul terreno, e appoggiandolo in maniera obliqua dà una posizione Ecco. spinta del bastoncino. Una lezione gratuita, ragazzi, dopo raccogliamo qualcosa anche per appoggio del tallone e la completa rollata del piede. Un'apertura e una chiusura della mano che è ben diversa, apertura e chiusura della mano che è ben diversa che non fare trekking e fare questo. La parte superiore non si muove. Questo potrei farlo anch'io, Dario, non occorre che tu dottoressa. parli con il gelato. Non occorre che tu parli con il gelato. Cioè, vabbè, ho un microfono, sono nato con il microfono in mano, se mi date il microfono lo uso. Bene, allora grazie, dai Maria Grazia, grazie, avremo modo di parlarne ancora, non serve, glielo ridai tu. Bene, allora, visto che abbiamo parlato di argomenti anche di benessere, chi meglio? E voglio sentire un grande applauso per il professor Modesto Carli. Pensa, la sua storia ce l'ha nel nome. Posso dire, perché Modesto veramente invece hai fatto per fortuna di tanti bambini, tante famiglie, tante cose importanti. Il mio secondo nome in effetti è anche Ottaviano. Che quindi Con non due è nomi. che è stato bene. Va bene. Allora, Modesto Carli, abbiamo la didascalia, come si suol dire, già direttore. Abbiamo cercato un po' nella tua biografia e abbiamo trovato tantissimo rammarico quando sei andato in pensione dei tuoi collaboratori. Però insomma tu sei nato a Asiago, l'abbiamo detto prima, e tra di noi l'abbiamo detto, ma sei pediatra, giusto? Hai dedicato un po' la tua vita a questa ricerca per l'oncoematologia. Sì, praticamente da quando mi sono specializzato in pediatria la mia strada si è indirizzata verso questa branca che era così, tutta da esplorare e tutta futuribile, quella dell'oncoematologia pediatrica. Malattie del sangue, benigne, ma soprattutto quelle maligne e i tumori solidi dei bambini. È stato un percorso dai primi anni 70, direi meraviglioso, perché ha riguardato un campo verso il quale alla fine degli anni 60 c'era poco futuro, diciamo, no? Per un giovane pediatra mettersi su questa branca non era attraente. Non era una grande strada, una grande strada, era più una... Mentre in chi ci ha creduto per chi ci ha creduto è stato un percorso direi meraviglioso, nel senso che ci sentiamo essere stati parte attiva di uno dei successi più belli che la medicina moderna abbia avuto. Possiamo ricordare in un po' di diciamo numeri? Che all'inizio degli primi anni 70, le guarigioni nell'ambito dei tumori pediatrici riguardava una parte piccolissima dei bambini. Nell'ambito della leucemia un 20%, 25% dei bambini guariva. Nell'ambito dei tumori solidi eravamo nella stessa situazione. Al momento, alla fine degli anni, all'inizio degli anni 2000, diciamo, e in questi anni parliamo di numeri importanti. Il 75% dei bambini a cui è stato diagnosticato un tumore ha la possibilità di guarire, con punte belle e importanti nell'ambito della leucemia linfoblastica, dove 8 bambini su 10 hanno la possibilità di guarire, e quindi sono traguardi... Ma questo, professore, è possibile perché ovviamente poi Padova è una delle eccellenze italiane, ma in particolare nell'ambito pediatrico, proprio grazie alla ricerca che è finanziata. E la ricerca è il motore fondamentale, il traino soprattutto una ricerca che poi viene trasferita alla clinica, quindi dal banco di lavoro al letto del malato. E in questo senso l'aiuto della società civile, l'associazionismo, la solidarietà
è di estrema importanza. Infatti noi abbiamo avuto il piacere di averti ospite oggi, anche proprio perché vorrei collegare questo fatto dello sport. Credo che qualsiasi organizzatore qui presente, compresi noi del comune, eccetera, ha organizzato qualcosa per la ricerca in qualche modo, che sia con la ricerca pediatrica, Città della Speranza, eccetera, Torre della Ricerca, ma altri ambiti. Quindi quanto è importante l'aiuto che viene dal mondo dello sport? Ma è una, diciamo, un'iniezione di fiducia, è uno stimolo, dà entusiasmo a chi lavora. E quindi sapere che c'è dietro questo sostegno, diciamo, della società civile è estremamente importante, perché si lavora con maggiore entusiasmo e maggiore determinazione. Ecco, allora noi siamo anche qui per raccontare una storia vera di questi giorni, perché noi ci siamo rincontrati dopo le varie occasioni, 24 for Children, eccetera, insomma, siamo stati insieme tante volte. Ci siamo rincontrati per la prima apertura, diciamo così, e la presentazione ufficiale di questa associazione Franco Marcolin. Franco era un nostro caro amico, era un amico della Corri per Palo, dello sport. Qui io e la Carla ci commuoviamo, al di là della moglie e della figlia, che insomma, perché Franco ci è venuto a trovare una volta in ufficio dicendo: io vengo alla Corri per Padova col cane. La racconto io, Sandra, così non ti commuovi tu. Io vengo col cane, però ho un'azienda e fa prodotti diciamo, di abbigliamento, di varie cose, e mi piacerebbe fare la linea abbigliamento. Noi ce l'abbiamo qua la linea abbigliamento, ma la vedete sempre, la vedete addosso a me, addosso a tantissime persone, con Publitalia SRL, che è l'azienda che continua questa attività, e da quando è mancato proprio a causa di una malattia incurabile, come si suol dire, ma speriamo che non si debba più dirlo, vero professore? Proprio. E adesso continua l'attività, continua a essere sempre fornitore e partner con Riperpado, con la linea di abbigliamento, giacche, magliette, eccetera, però adesso con questa associazione, e qui vi presento Sandra Bertolazzi, un applauso a Sandra, che è la moglie di... E anche Beatrice. E abbiamo anche Beatrice, che è la figlia, e anche salutiamo Filippo, i figli di Franco. Un applauso anche a loro, perché hanno fondato questa associazione. Sandra, tu hai preso il coraggio, tu sei insegnante. Sì. Buonasera. Come è nata questa cosa dell'associazione per Franco? L'associazione è nata per un'esigenza di essere utili in qualche modo a qualcuno, e questa esigenza ha preso forma quando abbiamo parlato con la dottoressa Pecere, che è qui vicino a me, e ci ha raccontato un po' del lavoro che loro stanno svolgendo quotidianamente sulla ricerca, di cui lei vi parlerà perché è più opportuno. L'idea nostra era quella di dare una mano, e quindi, non sapendo in che modo dare una mano, ci è venuto in mente di aprire questa associazione allo scopo di raccogliere fondi per sostenere i brevetti che permettono a queste persone, che tutti i giorni lavorano con passione, di continuare il loro lavoro. Quindi noi abbiamo uno scopo ben preciso, noi siamo nati appunto per questo tipo di progetto e per sostenere questo progetto, siamo finalizzati a questo. Possiamo dire che siamo nati da poco, siamo nati da 2 mesi, però grazie alla generosità di molte persone siamo già in grado di pagare la prima tranche di brevetti e ci stiamo avvicinando a larghi passi anche alla seconda, quindi ringraziamo anche chi ci ha voluto sostenere fin da subito, anche se in realtà siamo nati da molto poco. Quindi lo diciamo a chi ci segue, l'abbigliamento ufficiale della Corri per Padova, tutto l'utile, diciamo, tolto il costo del materiale, viene destinato allora, a questa l'idea associazione. che anche il settore dei servizi sportivi ha sposato, e del quale vi ringraziamo, è che i proventi del merchandising relativo al Corri per Padova vadano all'associazione e quindi a finanziare questo particolare progetto di ricerca. Allora sentiamo Teresa. Allora, Teresa Pecere, un applauso a questa dottoressa coraggiosa, possiamo dire così, è ricercatrice, vero Alessandra? Allora, cosa state cercando, cosa avete trovato in questo vostro lavoro di ricercatori? Buonasera, noi abbiamo
individuato una molecola che si trova anche in alcune piante che normalmente vengono usate nella terapia, diciamo, a casa, ecco, come l'aloe, come il rabarbaro. Cosmetica anche, potremmo anche dire. cosmetica, Anche sì, per... però ecco, abbiamo trovato una singola molecola che è efficace contro il cancro. Noi ci siamo focalizzati molto nei tumori infantili, nel neuroblastoma, che è un tumore attualmente diciamo con difficoltà nel riuscire a essere efficacemente curato, e la nostra molecola ha evidenziato che è efficace contro questo tumore infantile principalmente, e non ha effetti collaterali come normalmente ha invece una chemioterapia tradizionale. Quindi è una molecola che è ancora purtroppo sui banconi del laboratorio, che noi vorremmo portare in clinica. In pratica voi avete già trovato qualcosa no, che sì, può sì, essere la molecola utile. è già dimostrato, L'avete sì, brevettato assolutamente. perché ovviamente poi la ricerca si sostiene anche nella commercializzazione dei senza prodotti brevetti non si può andare in un'azienda che la commercializzi e che la porti in clinica. Quindi insomma il lavoro di questa associazione dedicata a Franco è proprio quello di aiutare a mantenere voi in vita questi brevetti perché un'azienda farmaceutica che adesso cerchiamo, che ci sta affiancando, porti in clinica, cioè al letto del malato, come diceva il professor Carli, questa molecola. Bene ragazzi, allora sappiamo a chi dobbiamo dedicare le prossime nostre manifestazioni, credo che all'associazione Franco Marcolin. Grazie per il vostro lavoro. Ruggero Pertile. Ale. Ruggero. Sei tu che devi intervistare Ruggero, perché allora olimpionico, amico dello sport, della Sinindustria Sport, ma anche molto vicino alla LI Supermercati, che è anche uno dei nostri partner della Corri per Padova e di tante altre cose, compresa la maratona. Allora Ruggero, com'è sta maratona? Ma te va voglia di correre, come si suol dire? Mi piacerebbe tanto correrla e l'ho anche già corsa e l'ho certo. vinta. Siccome ho ripreso da un mesetto perché avevo avuto un infortunio, allora sarò alle Tre Cittadine. Quindi invito, che sarò alla partenza delle Tre Cittadine, ad andare a comprare i pettorali alla lì, ai supermercati a lì, e vi aspetto domenica in Prato della Valle. Beh, se posso dire, ci vediamo anche domani sera alla Corri per Padova, perché sarai la star, l'ospite d'onore della Corri per Padova di domani sera in Prato della Valle. Parlo di giovedì. Qualcuno vedrà la puntata. Diamo un altro stacco alla regia. Siamo già vicini a... vicini, bene, quello allora. dire che dobbiamo correre dopo. Bene, grazie, allora stacco alla regia.